cercano il sindaco di Scaffinggiu. Vediamo se si svegliano. Buonasera. Allora, tanti c'entrano il scimpro? No, per dire. Certo, 5 minuti scimpo, si può scimpo, si manco mi paga. certo. Venga qui. Complimenti, Grazie, grazie. Ho saputo del suo successo elettorale. Bello, Come bello. va? Tutto bene? Tutto bene, sono contento del decesso d'ora nel Novoto, con questo ghigno. Lei non poteva venire perché c'è la par condicio. La par condicio? Dopo comprendo, infatti mantinavo che io non potevo venire qui in televisione a noi quattro cazzate perché... No, vabbè, a dire 4 cose, adesso non entriamo... contesa perché potevo cambiare la situazione politica regionale. Sta scherzando. Infatti c'è pensavo qua, però pure che Berlusconi vince di sempre. Non parliamo di politica. Berlusconi lo lasciamolo in su gelosia, dov'è? Nel senso, troppo bravo. Avete le amministrative a Scaffiglio? Avete avuto No, non le abbiamo avute, noi le amministrative comunali quando le fate voi? ogni anno giubilare. Come anno giubilare? Quando cade il giubileo, sì. anno giubilare elezione comunale a Scaffingio. Ricordo le ultime le abbiamo fatte nel 2000, ho preso 73 voti. 73? Sa gente pregiata che non fai. Ma domenica c'era il referendum per il nucleare? Sì, abbiamo infatti votato per il nucleare. Ha visto come è andato bene? Sì, in Sardegna al 98 ha detto sì, noi, e voi cosa avete? 2% no. Noi eravamo 2% a Scaffingio? 2%, sì. Ma perché voi siete favorevoli a... Siamo a favore del nucleare. Tra l'altro ha approvato un comizio, c'erano 3 persone ignoranti e deficienti di Shrimp che volevano votare sì, allora ha cominciato a sputare in tutto Sabid, da prima votare Shrimp, Dontos, Rettori, Sbezzo, sono venuti a casa ma una casta che decidi votiamo no anche noi. Ecco, quindi è riuscito a... E siamo riusciti a avere... Ma scusi, ma lei è favorevole al nucleare? Favorevolissimo. Ti puoi immaginare su di noi che si fa con il nucleare. Noi stiamo stoccando le scorie dei 15 anni. Quanto si onata? 50 euro a chilo. Ma dove le mettete queste scorie? Siete pazzi? No, nel pozzo nuragico, nel pozzo sacro, nel pozzo sacro. Ma cosa ridete voi? Ma avete un sito nuragico pieno di scorie? Sì, è pieno. Infatti, a questa regione si danno uno sciacco un anno di rabo a questo sito, vedrei che arriveranno turisti e vi porteranno un sacco di soldi. In 25 anni sono stati ribausi, revi ciocco su debito esatto, e fa andare da Santo Fragnazio all'Acqua, non ti sbaglia la strada. Fate come gli... Come li abbiamo visti entrare, abbiamo fatto comitato d'accoglienza, su Gumbidaus. Poi quando abbiamo capito che avevano sbagliato, ci dissero su tutto sassone gorra, Era quindi mettete le scorie? Sì, le mettiamo le scorie. Guarda, in 15 anni si sono fatto 15 milioni di euro. Ma sì, ma inquina? Ma fuori non si vede. Non si vede, inquina sotto Poi stiamo, guarda, da quando stiamo mettendo queste scorie sta facendo una cosa troppo punti nascente, a giorni a 2 sconcas. A 2 sconcas? Ma non è troppo pericoloso? No, anzi, le dirò di più, noi siamo contenti perché in certe famiglie abbiamo riportato la gioia. Ma come la gioia? La gioia, quando comprando a San Gione, famiglie di 4 persone, per esempio, sprezzando si goiano questa conchetta e bisticciavano per tenere una berra. Certo. Abbiamo risolto questo problema. Non te, cazzate. 4 famiglia no. È vero, è vero. Prima... Famiglie di 4 persone si giocano a mese con che da stoccata. Certo. Abbiamo accontentato tutti. Adesso magari se nascono a 3 teste è anche se nascono a 3 teste è meglio, e così più nascono, va bene. Più conca. Ascolti, sindaco, però... Tra l'altro noi a giugno dovremmo fare questa sagra dessa conchetta dei San Gionis, vi invitiamo tantissimi, adesso vediamo anche i risultati del ballottaggio, secondo cui ne vinci facciamo anche questa sagra dessa conchetta. Non diciamo altro. Va bene. Ascolti, sindaco, siccome abbiamo un ospite, me la presenta a lei questa ragazza, che poi dobbiamo dare pubblicità. Chi è? È una cantante. Una cantante? Ma questa De Oliena? Come si chiama? Sicuro. Signore e signori, Maria Luisa Congio. Un applauso. Body scanner. Là. Vieni, vieni. Venga. Vada a sindaco. Là, è a Comore Nepente, Castiato. Ciao Maria, ti bacio prima che ti bacio Daniele, benvenuta. Hai visto? Arrivederci. Va bene. Allora Maria, tutti a come ci vediamo fra poco con Maria Luisa. Questo è il suo CD, vediamo un po' che si intitola Ego. Questo è per lei, sindaco. La ringrazio, Dio Susi Dubaghedi, arrivederci. Ci manda la pubblicità? Signore e signori, pubblicità. Si cambia canale? Si cerca di fare in sabbato. Grazie.